Una buona giornata, bentrovate e bentrovate, prima edizione in questo lunedì 12 agosto, la settimana delle vacanze, quella di Ferragosto, il 15, si prevede ancora forte esodo sulle strade come è stato questo weekend, strade trafficate e raffica di incidenti. Ci spostiamo infatti per iniziare nelle home page dei principali siti di informazione locale, siamo su Treviso Today, notte di incidenti nel Trevigiano, 2 auto finiscono fuori strada, 3 feriti in ospedale, quindi non si ferma questa lunga scia di incidenti nella Marca. Poco prima di mezzanotte un 22enne di Montebelluna si è schiantato lungo il terraglio, un quarto d'ora più tardi a Carbonera una coppia di ragazzi stranieri è finita con l'auto ribaltata perdendo il motore, lo vedete nella foto. Ma poi anche questa mattina un terribile incidente, ci spostiamo su Vicenza Today, un terribile schianto nella Val Sugana, 9 i feriti di cui grave un bambino. Riusciremo a darvi conto di tutto questo durante questa prima edizione, grazie anche al contributo dei nostri colleghi che sono stati sui vari luoghi. E dunque, dicevamo, un weekend di esodo estivo, un traffico da bollino nero sulle strade e autostrade del Veneto, nelle zone verso i litorali ma anche verso la montagna, tanto il caldo, temperature roventi fino oltre ai 35 gradi con un alto tasso di umidità che sta facendo impensierire, sta facendo anche male alle persone, tante le chiamate infatti che arrivano al pronto soccorso, sono circa 20 accessi in più al giorno, infatti gli accessi ai pronti soccorso proprio legati ai malori dovuti al grande caldo, e non si esclude infatti che possa essere stato anche un colpo di calore, il malore accusato da un quarantenne di origine bellunese che è stato ritrovato morto ieri a Bigolino di Valdobbiadene, era nel suo furgone. Vediamo la ricostruzione nel servizio di Lina Paronetto. Senza vita, riverso sul sedile del passeggero nell'abitacolo di un furgone parcheggiato lungo la strada. La drammatica scoperta intorno a mezzogiorno lungo via Erizzo a Bigolino di Valdobbiadene, dove una giovane coppia di passaggio si è accorta del corpo dell'uomo dando immediatamente l'allarme. Si tratta di un quarantenne di Mel nel bellunese, Mimmo Tres, la cui morte, visto lo stato del cadavere, risalirebbe a diverse ore fa, almeno 10-12, se non addirittura a qualche giorno, anche se non risultano denunce di scomparsa dell'uomo per una sua eventuale prolungata assenza da casa. A stroncarlo potrebbe essere stato verosimilmente un malore legato, non è escluso, al grande caldo di questi ultimi giorni anche in Pedemontana, ma sarà una più approfondita ricognizione del corpo, se non una vera e propria autopsia, a stabilire le cause e le circostanze del decesso. I carabinieri sono intervenuti sul posto con una pattuglia, per il momento non si sospettano cause diverse dal malore, l'auto era chiusa dall'interno e nell'abitacolo sono stati ritrovati chiavi, documenti e telefono cellulare. La salma è stata trasferita in obitorio mentre il soccorso stradale ha recuperato il furgone. Insomma, sarà l'esito dell'autopsia a rivelare la causa della morte del quarantenne di Belluno. Dicevamo in apertura un fine settimana di chiamate al 118 per malori legati alla forte ondata di calore che sta colpendo la regione, la colonnina di mercurio anche oltre i 35 gradi e un alto tasso di umidità che sta mettendo in difficoltà la popolazione. All'US 2 circa una ventina gli accessi giornalieri per malori nei pronto soccorso. Abbiamo sentito il primario del pronto soccorso di Treviso. Mediamente in un pronto soccorso come Treviso, che ha 100.000 accessi all'anno, 110 insomma, vabbè, abbiamo una quindicina, una ventina al giorno di ingressi legati a questa situazione. Fine settimana di continue chiamate al pronto soccorso per svenimenti e malori legati al caldo alla vigilia di una settimana che si annuncia la più rovente dell'estate con temperature prossime ai 40 gradi. Disidratazioni, sincopi, malori e perdite di coscienza improvvise le principali cause che portano le persone a chiamare il 118. L'avvertenza è sempre quella di non sottovalutare mai i sintomi preoccupanti che possono essere anche pericolosi. Confusione mentale, incapacità o difficoltà a esprimersi bene, l'evenienza di
stato confusionale, temperatura sopra i 40, bisogna assolutamente rivolgersi al PS perché si può sospettare appunto un colpo di calore. Colpo di calore che può portare a convulsioni e in alcuni casi anche alla morte. È importante per questo osservare le solite raccomandazioni rivolte soprattutto a bambini e anziani. Non uscire nelle ore più calde della giornata, bere almeno 2 litri d'acqua al giorno e mangiare più frutta e verdura per reintegrare i sali minerali persi con il sudore. Un sistema insomma che permetta di in qualche modo fare asciugare il sudore, che è un meccanismo naturale che toglie temperatura, quindi l'evaporazione del sudore dalla pelle riduce la temperatura corporale. È chiaro che, come dicevamo prima, bisogna monitorare. Il metodo semplice, guardate, è quello di guardare l'urina. Se l'urina è gialla oro, gialla scuro, non va bene, bisogna che l'urina sia il più bianca possibile, quindi vuol dire che stiamo bevendo abbastanza. Ad aumentare la presenza di accessi al pronto soccorso in quest'estate rovente anche la presenza massiccia di virosi che solitamente non si verifica con l'incidenza di quest'anno nei periodi estivi. Abbiamo una serie di malattie infettive che normalmente in estate sono più rare, che però stanno riprendendo vigore, influenze, Covid eccetera, perché gli anni di isolamento, gli anni di lockdown hanno portato a una relativa riduzione dell'immunità, diciamo, delle persone. Insomma, avete sentito tanti malori per il caldo, una tragedia in Croazia dove un 52enne di Limena, Denis Miozzo, è morto a seguito di un malore mentre era in vacanza con la compagna a Pola. La coppia aveva noleggiato una barca e stava facendo una gita. Il 52enne si era tuffato in mare quando ha accusato il malore, inutili soccorsi. Miozzo è morto in pochi minuti, forse a causa di un infarto. La salma verrà rimpatriata nelle prossime ore per definire la data dei funerali. Grande caldo, ci spostiamo sempre su Treviso Today, un volo Ryanair ieri da Treviso a Malta, passeggeri bloccati in aereo senza aria condizionata. Malori e momenti di panico per i passeggeri del volo previsto in partenza dalle 14:40 da Treviso verso Malta. Viaggiatori in attesa per quasi un'ora nel vettore dell'aeroporto senza aria condizionata. L'aereo è decollato con quasi 7 ore di ritardo. I passeggeri sono stati poi fatti sbarcare e rimbarcare successivamente. L'abbiamo detto in apertura, tanti gli incidenti sulle strade. Il nostro Mirko Cavallin è stato sulla Valsugana dove si sono registrati 9 feriti a causa di un incidente, tra cui anche un bambino. Vediamo il suo contributo. Siamo al chilometro 46,100 della statale 47 Valsugana in comune di Pove del Grappa. Tra le 8:30 e le 9 di questa mattina si è verificato un gravissimo incidente con uno scontro frontale tra 2 vetture e anche una motocicletta che seguiva uno dei 2 veicoli. Una decina le persone coinvolte, gli occupanti delle 2 vetture e il motociclista. Un bambino di 2 anni è stato portato in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell'ordine, qui è intervenuta la polizia locale dell'Unione Montana Bassanese, la vettura proveniente da nord con targa austriaca ha invaso la corsia opposta da cui arrivava l'altra automobile con targa italiana con a bordo la famiglia di 3 persone, padre, madre e il bambino appunto che è stato portato in ospedale. Dietro questa vettura c'era la motocicletta, a sua volta rimasta coinvolta nel sinistro. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni con deviazioni sul posto da parte degli agenti della polizia locale che stanno rilevando il sinistro. Una situazione purtroppo che in quest'area, qui la strada è a 4 corsie, 2 per senso di marcia, non è nuova, non è il primo incidente grave che infatti si verifica in questa zona. Noi siamo molto dispiaciuti del grave incidente che è successo stamattina e come amministrazione comunale siamo vicini a tutte le persone che sono rimaste coinvolte. Col prefetto e con l'ANAS metteremo in sicurezza assolutamente questo tratto di via perché c'è molto traffico che passa per questa strada, pertanto cercheremo in tutti i modi al più presto, con l'ANAS naturalmente, di mettere in sicurezza questo tratto di strada. Il bilancio
complessivo è di 9 feriti. Oltre al bimbo di 2 anni portato in codice rosso a Vicenza, altri 3 ragazzi hanno riportato traumi giudicati seri. Il padre del piccolo, alla guida della Toyota Auris, era rimasto incastrato nell'abitacolo. La madre sotto shock sarebbe invece rimasta stesa sulla carreggiata fino all'arrivo dei soccorsi. Restano da stabilire le cause dell'invasione di corsia da parte del conducente austriaco diretto verso sud. Forse un malore, un colpo di sonno o una distrazione. Fatale nel tratto in cui le 2 carreggiate non sono divise da guardrail o barriere New Jersey, che invece sono presenti in altri tratti. Ed è stata una nottata da incubo per la provincia di Treviso per gli incidenti sulle strade. In grave incidente stradale infatti nella notte sulla strada che da Treviso porta a Bibano di Carbonera. Poco prima della mezzanotte un'automobile con a bordo 2 giovani, un 33enne e una 25enne, entrambi stranieri, si è ribaltata mentre procedeva verso Carbonera perdendo il motore. Una scena apocalittica, hanno detto alcuni testimoni. Fortunatamente l'autista e il passeggero hanno riportato ferite non gravi e sono stati soccorsi dal personale del SUEM 118. La strada è rimasta chiusa fino al termine delle operazioni di soccorso e di polizia della sede stradale. E poco prima invece della mezzanotte un 22enne di Montebelluna è uscito fuori strada tentando un sorpasso azzardato, lo vedete nelle immagini, andando a schiantarsi nel fosso al lato della carreggiata, portato in ospedale a Treviso con ferite di media gravità. Il 22enne non sarebbe in pericolo di vita. E ieri nel telegiornale, nell'edizione di Treviso, vi abbiamo dato una notizia dell'ultima ora, era successo pochi minuti prima dell'inizio del nostro telegiornale, infatti un altro grave incidente, questa volta a Mogliano, un'auto di grossa cilindrata contro un'altra auto, un 79enne che ha impattato contro l'auto di un 44enne che versa in gravi condizioni all'ospedale. Il 44enne veneziano che ieri appunto verso le 18 alla guida di un Honda Jazz è stato centrato dalla Lexus di un 79enne, anch'egli originario della provincia di Venezia, in via Torni a Mogliano Veneto. I carabinieri del posto hanno svolto i rilievi di legge, quindi aspettiamo di capire come si evolveranno le condizioni del 44enne in questo schianto, avete visto, molto molto importante. E ancora nel Trevigiano, poco dopo la mezzanotte e mezza, a Carità di Villorba, lungo la Pontebana, un'auto condotta da un 39enne alla guida di una Dacia con a bordo il figlio mentre percorreva quel tratto di strada in direzione Treviso, per cause ancora in corso di accertamento è uscita di strada autonomamente schiantandosi contro un muretto con la recinzione metallica di un'abitazione e terminando la corsa nel fossato ribaltandosi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Treviso, vigili del fuoco e SUEM 118 che ha trasportato i feriti al pronto soccorso all'ospedale Cafoncello con traumi di media gravità. Questo era accaduto sabato. E abbiamo aperto il telegiornale parlandovi insomma di questo grande caldo e della difficoltà delle persone a salvarsi nonostante condizionatori e ventilatori che alcuni ancora non hanno in casa, i malori degli anziani, l'attenzione da tenere verso i bambini, insomma un'estate rovente e gli abitanti della provincia di Treviso cercano refrigerio verso le montagne, tante infatti le code anche sulle strade e nella 27, ma soprattutto verso le località che hanno sempre una temperatura costante, tra cui le grotte di Caglieron che ieri hanno segnato un tutto esaurito, una presenza mai vista. E su questo, proprio sul posto alle grotte di Caglieron, c'è la nostra Marta Marangon. Vediamo già le immagini di Alberto Pivetta che ringraziamo per il contributo tecnico. Marta, buongiorno, cosa ci puoi dire? Prese d'assalto le grotte, giusto? Sì, buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, ci troviamo a Fregona, all'ingresso delle grotte del Caglieron, e in queste giornate torride è un via vai davvero di persone che dalla pianura salgono in cerca di un po' di refrigerio, ma tantissimi anche turisti che vengono addirittura dall'estero per visitare questo sito che si contraddistingue
distingue anche proprio per una temperatura costante, fresca naturalmente, sia in estate che in inverno. Qui con me abbiamo il sindaco di Fregona, Giacomo De Luca. Buongiorno sindaco. Buongiorno, grazie della vostra visita. Ecco, allora stiamo vedendo turisti davvero da tutto il mondo, quasi in maniera inaspettata, questo successo delle grotte. Sì, devo dire che hanno invaso Fregona molto bene per noi e abbiamo turisti da tutta Europa ma anche dall'estero, abbiamo ricevuti dall'America, dal Canada, da tutte le località, veramente una folla. Ecco, un sito davvero molto particolare, no? Questo delle grotte, sul quale state anche facendo degli importanti investimenti anche a livello di promozione, ma non solo. Certo, dobbiamo ancora sempre migliorarci, sempre dare un servizio maggiore ai nostri cittadini che vengono a visitare le nostre grotte. Ecco, dentro nelle grotte la temperatura è costante sia d'inverno che d'estate, 10 gradi e l'umidità è anche uguale e costante, quindi dopo quando si fa la passeggiata poi c'è il fresco naturale che è veramente bello, la calore non si sente per niente, anzi si sente fresco. Ecco, quindi tanti cercano il fresco ma sono attirati anche dalle particolarità geologiche di questo sito. Certo, questa pietra arenaria che è stata negli anni usata per tutte le ville venete, ma veramente qui Scalpellini di Breda, questa è la località Breda di Fregona, questi qua erano esperti in questa gestione e hanno arredato tutte le migliori ville del Veneto. Ecco, un po' di storia allora di queste grotte, sindaco. Ma qui hanno cominciato diversi anni fa e hanno scalpellini adesso con lo scalpellino e con tutto, questi signori hanno tirato fuori degli enormi massi, da questi massi hanno arredato tutti i davanzali, tutti gli archi che ci sono nelle varie ville venete. Questo è un lavoro che hanno fatto, che ci hanno anche guadagnato, devo dire, però è stato un modo di poter vivere anche per i nostri cittadini. Ecco, un paese come Fregona come si attrezza per ricevere una quantità così elevata di turisti? Ma è certo che dobbiamo aver bisogno anche delle nostre strutture sovracomunali, quindi abbiamo utilizzato i fondi dell'Europa, i fondi regionali. Devo dire che abbiamo ricevuto un notevole apprezzamento per quello che abbiamo fatto e ci stanno anche aiutando ancora perché c'è ancora molto da fare. Ecco, si parla molto in questo periodo di overtourism, ovviamente per località molto, molto più famose, ma nel piccolo di Fregona possiamo parlare di questo fenomeno anche qui? In questo momento più di 80.000 persone sono venute l'altro anno, già quest'anno abbiamo i dati dei primi 7-8 mesi che superiamo questa cifra. Quello che manca, quello che sto chiedendo anche perché ci diano i finanziamenti, è per non avere solo turismo toccata e fuga, ma avere anche gente che si può fermare, perché non abbiamo solo il Calderon, abbiamo il Torchiato, abbiamo il Boschera, abbiamo il Cansiglio, abbiamo il Pizzocco, tutte le sue varie zone bellissime, c'è un orizzonte a 360 gradi, quindi abbiamo tante località da vedere, tanto spazio per accogliere chi vogliamo, però abbiamo bisogno anche di avere ricezione, ci manca la ricezione. Io ho fatto un progetto per l'albergo diffuso in una località qui vicina Sonego, dove specie la sera d'estate tira un'arietta che deve salutare, tutti quanti si appoggiano lì la sera perché veramente dal Pizzocco viene giù un'aria, veramente ti tiene fresco, qualche volta bisogna, nonostante la calura che c'è sotto, bisogna adoperare il maglione. Ecco, quindi questo potrebbe essere anche un importante volano di rilancio di quella che è l'economia di questo territorio. Ma è su questo che dobbiamo giocare, perché veramente abbiamo delle opere naturali che sono bellissime. Sfruttarle sarebbe un delitto, utilizzarle solo per il nostro territorio è ancora peggio, quindi dobbiamo saperle vendere bene e attrezzarle come Dio comanda, insomma. Ecco Edi, allora io da questo sito particolarmente fresco, le grotte di Fregona, restituisco la linea. Sì, siamo al fresco, restituisco la linea allo studio. Grazie Marta e grazie al sindaco, godetevi anche per noi il fresco che c'è lì in zona. Insomma, un clima che cambia, estati sempre più torride e anche una società, anche un comparto turistico dunque che si deve riadattare. Noi rimaniamo in alto sugli altopiani perché l'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Venezia ha recuperato ieri 11 agosto un anziano rimasto
incordato in un sentiero tra Col Visentino e il Lago Morto. Lo vedete nelle immagini. L'uomo è stato portato in salvo incolume durante un'escursione tra Col Visentino appunto e il Lago Morto nel comune di Vittorio Veneto. Un pensionato si è smarrito uscendo dal sentiero e rimanendo incordato. Il suo soccorso è intervenuto l'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Venezia. Dopo essere rimasto bloccato, l'anziano aveva dato l'allarme con il suo telefono. I Vigili del Fuoco hanno subito fatto intervenire l'elicottero. Individuato pochi minuti dopo, l'escursionista è stato raggiunto da un elisoccorritore che l'ha imbragato. Entrambi sono poi stati verricellati a bordo dell'elicottero. L'uomo incolume appunto è stato sbarcato in una zona sicura a Farra dal Pago, quindi buone notizie insomma. E insomma parlavamo di incidenti e vittime sulle strade, strade pericolose, strade trafficate e resta in piedi la questione, il nodo autovelox che tanto sta facendo discutere non solo in Veneto ma anche a livello nazionale. Arriva proprio dall'Associazione Italiana Vittime Familiari della Strada la solidarietà al sindaco Mario Conte, che insieme a prefetto e comandante della polizia locale sono stati denunciati per non aver utilizzato e anzi utilizzato degli autovelox non omologati. Sentiamo il servizio di Marta Marangon. Manifestare la vicinanza e il nostro impegno a difendere un obiettivo fondamentale, cioè noi dobbiamo cercare di prendere partito a favore della vita e quindi quelle misure che ci sono per il controllo, per difendere proprio come avevo detto il valore della vita, cioè vittime zero deve essere il nostro obiettivo, ecco noi dobbiamo sostenerle. Questione autovelox, solidarietà al sindaco di Treviso Mario Conte, denunciato assieme all'assessore De Checchi, al prefetto Sidoti e al comandante della polizia locale Gallo. A parlare è Giuseppa Cassaniti, presidente nazionale dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada. Dopo la perdita della figlia, soli 17 anni, nel 97, si sta dedicando anima e corpo all'impegno per la prevenzione degli incidenti stradali e la giustizia per le vittime. Appreso della denuncia del sindaco, ha schierato l'associazione al suo fianco, mettendo a disposizione un proprio perito, il dottor Leopoldo Comparini, iscritto all'albo dei periti del Tribunale di Venezia. Questi autovelox, siccome non sono omologati ma sono tarati, cioè tutta questa questione, che è una questione che si deve chiarire e si deve risolvere la questione, cioè anziché dare un aiuto, cercano di creare delle contestazioni per rendere più difficile la vita di uno Stato, cioè per creare disordine. Invece noi siamo finalizzati a far sì che se c'è un problema, come per esempio il rapporto tra approvazione e omologazione, quello si può risolvere. L'associazione vuole collaborare con le istituzioni nell'interesse comune di fermare la strage sulle strade, che passa da tante azioni, anche quella degli autovelox, non per fare cassa ma per far osservare le norme. L'obiettivo della nostra associazione è fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti, e se vediamo che questa finalità non è ben compresa, non è ben, cioè la prevenzione non è proprio come si dice, priorità dello Stato, per noi è una priorità fondamentale. E siccome noi abbiamo sedi in diverse città d'Italia, io ho lanciato questa sfida nell'associazione, che ritorniamo a considerare l'impegno nel nostro territorio e promuoviamo una spinta per il cambiamento dal basso, cioè dai territori nei quali operiamo. Abbiamo il dovere di tutelare gli utenti della strada. Il controllo elettronico della velocità rappresenta un deterrente che va comunque associato a campagne di sensibilizzazione che abbiamo intenzione di lanciare insieme a enti e istituzioni locali, così il sindaco di Treviso Mario Conte. In questo, dice, coinvolgeremo anche l'associazione presieduta dalla dottoressa Giuseppa Casanniti, che abbiamo sentito nel servizio precedente. Arrivano dunque i ringraziamenti del sindaco dopo la solidarietà mossa dalla presidente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, che pubblicamente ha appunto assicurato sostegno dopo la denuncia per l'uso di autovelox non omologati che coinvolge sindaco, comandante della polizia locale e prefetto, associazione che ha messo a disposizione un proprio perito, il dottor Leopoldo Comparini, iscritto all'albo dei periti del Tribunale di Venezia. E noi ora andiamo a Padova, parliamo di peste suina perché l'Unione Europea bacchetta l'Italia. Siamo in compagnia di Maurizio Antonini, che è direttore regionale e provinciale di Padova della CIA, l'associazione di categoria degli agricoltori. Siamo qui nuovamente con lui per parlare di peste suina, perché come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi ci sono stati dei focolai in Lombardia
e in Emilia, 2 regioni confinanti con la nostra. Il direttore Antonini ci aveva detto: attenzione, è a 90 km la peste suina, quindi c'è molta preoccupazione per gli allevatori. È arrivata anche una nota della Commissione europea che dice l'Italia non sta facendo abbastanza in tema di peste suina. È così, direttore? Beh, sicuramente è così, perché dobbiamo dire una cosa importante. Oggi la peste suina doveva essere un elemento negativo su un'area specifica, partita Liguria, poi Piemonte, e doveva bloccarsi. Non sono stati fatti le cose corrette, perché se oggi siamo a 90 km, la peste suina a 90 km dai confini nostri della regione Veneto, evidentemente manca qualcosa. Cosa ci dice la comunità? La comunità ci dice: manca il coordinamento, è un elemento determinante, cioè le regioni devono coordinarsi, manca il controllo della peste suina. Oggi arriva una comunicazione da parte dell'ASL in cui a livello ministeriale vengono vietati lo spostamento dei suini fino al 19 di agosto su tutto il territorio nazionale. Ma è importante, blocchiamo tutto, non è un problema questo. Il problema è che oggi si stanno dando molti elementi negativi ai suini, che sono anche animali sani, e si è il fuori controllo per quanto riguarda invece i cinghiali e per quanto riguarda tutte le specie selvatiche. E questo è l'aspetto negativo su questo. La comunità ci dice: dovete far di più, e noi siamo consapevoli del fatto che oggi a livello ministeriale si deve sicuramente far di più. Ecco, un po' come era successo col Covid, in cui all'inizio le regioni andavano un po' autonomamente, senza un coordinamento. La stessa cosa probabilmente è successa con la peste suina. Ah sì, è successo proprio questo. Ogni regione fa del suo meglio, cerca di trovare le soluzioni adeguate. Il Veneto ha fatto sicuramente e sta facendo sicuramente la sua parte. Io ritorno a dire che per il controllo dei cinghiali ci deve essere anche un contributo specifico sulla cattura di questi, e quindi dobbiamo intervenire in maniera importante, perché ricordiamo ai telespettatori chi sono i cinghiali, che sono la fauna selvatica che trasmette la peste suina agli nostri allevamenti. Noi come agricoltori abbiamo fatto grossi investimenti sulla biosicurezza per quanto riguarda gli allevamenti, le ricensioni. Tutto questo è sufficiente? No, non è sufficiente. Ci devono essere elementi e una politica forte che coordini, ma soprattutto che diano finanziamenti anche per il controllo del cinghiale. Ecco, quindi il controllo, ricordando che la peste suina non è dannosa direttamente per l'uomo. Ringraziamo per il contributo i nostri colleghi di Padova sull'argomento, e noi dai suini passiamo a parlare di lupi. Ve ne abbiamo dato conto nelle edizioni trevigiane dei nostri telegiornali di questo lupo che si aggira nella zona del Medio Piave, ma non solo, lupi anche nell'altopiano dei 7 comuni che preoccupano non poco i malgari. Da Vallastaro alla Valle Biancoia, dal Monte Corno al Monte Mazze, è uno dei versanti dell'altopiano dei 7 comuni che sta soffrendo a causa della presenza del lupo. Sempre più capi sbranati, con il predatore sempre più vicino alle case, come testimonia il viaggio che abbiamo fatto con la nostra telecamera, sentendo tutta la preoccupazione, tutta la rabbia, tutto il senso di impotenza di chi si trova a gestire una malga, dovendo pensare a proteggere i capi di bestiame. E le immagini che state vedendo sono quelle che vedono a risveglio tanti malghesi come Milady Cortese, che gestisce Malga Verde in Vallastaro, in territorio comunale di Lusiana Conco, che si è trovata praticamente davanti casa 4 lupi. Siamo preoccupati, è una situazione ormai insostenibile per tutte le malghe. Siamo in alpeggio per 4 mesi e dobbiamo preoccuparci, oltre al fatto di gestire una struttura, oltre al fatto di mantenere i pascoli e tutto, anche di questa cosa, e bisogna fare qualcosa, altrimenti qua le malghe vengono sicuramente anche abbandonate. Questo è il rischio maggiore, la montagna che venga totalmente svuotata. Secondo me non è tanto un rischio così lontano, è abbastanza vicino, prossimo, quindi va fatto qualcosa.
Ecco, voi state facendo di tutto per poter proteggere i vostri animali. Quello che si può fare stiamo facendo, perché tanti ci dicono portateli dentro, e la malga non è un'azienda agricola, è una struttura che è fatta per essere malga. Oltre agli animali e alle bestie, la presenza del lupo crea problemi anche per il turismo. Questo sicuramente, noi abbiamo tante persone che vengono qua come clienti e che ci hanno detto che non si fidano proprio ad andare a camminare, quindi soprattutto chi ha il cane, quindi magari le persone o il bambino o il cane tendono ad evitare sta cosa, quindi sicuramente una ripercussione anche a livello turistico. Sicuramente. Una situazione davvero pesante per chi ha scelto di vivere e lavorare sulle nostre montagne, e noi nei prossimi giorni andremo a proporvi le voci di altri malghesi in forte difficoltà che chiedono un aiuto concreto alle istituzioni. E se lei potesse lanciare un messaggio, cosa chiederebbe? Protezione, perché siamo qua a fare un lavoro per tutti, quindi capisco anche le persone che dicono no all'abbattimento, ok, va bene, però anche noi abbiamo predazioni su capi nostri a cui teniamo, quindi voglio dire, ci deve essere un giusto equilibrio. Insomma, abbiamo sentito anche altre voci preoccupate dei malgari. Da quando che sono qua? 5. Da quant'è qua lei? Del giorno 4 luglio. 5 sono le bestie di Bruno Lain sbranate dai lupi in poco più di un mese. Abbiamo fatto tappa nel nostro viaggio tra le malghe dell'altopiano messe in ginocchio dalle continue predazioni dei lupi a Malga Busafonte sul Monte Mazze in comune di Lugo di Vicenza. 5 capi sbranati e 5 dispersi. Per la paura? Paura e tutto. Fa passare la voglia di star qua? Fa passare proprio la voglia e andiamo a casa. Lain non ce la fa più, ha deciso con dispiacere di chiudere la malga e lasciare la montagna. Non si può andare avanti così. Vi sentite abbandonati voi dalle istituzioni? Sì, quei lupi così come si fa? Si mantiene i lupi e basta. Non si può andare avanti. Non sapete più cosa fare voi? Appunto, e anche ieri sera dalle 7 fino alle 11:30 sono stato sul campivolo. Per essere sicuro, per proteggere le bestie? Per proteggerle. C'è tanta amarezza, vero? È troppo. È troppo. Quando è che pensa di tornare a casa? La settimana prossima. E lei di dov'è? Io sono da Villafranca Padovana. Chiudete tutto e tornate a casa, alla vostra stalla? Poi forse non si può andare avanti così. Anche il turismo adesso hanno paura di andare a funghi e tante cose. E se va così le montagne va abbandonate. Questo è il rischio maggiore, che la montagna muoia. Appunto entra tutto il bosco, come che è già dietro. La cronaca ci riporta nel Padovano, parliamo del femminicidio di Giada Zanola, la 33enne uccisa dal compagno a Vigonza lo scorso maggio, gettata dal cavalcavia. Sarebbero stati rubati i fiori al cimitero nel Bresciano. In un duro post su Facebook lo sdegno e la denuncia di un padre che pochi mesi fa ha perso la figlia e ora vede la sua tomba violata. Gino Zanola, papà di Giada, la 33enne gettata dal cavalcavia di Vigonza a fine maggio, si è sfogato sui social dopo che qualcuno ha rubato i fiori dalla tomba della giovane mamma sepolta nel cimitero di Folzano a Brescia, suo paese d'origine. Un gesto vile, vigliacco a coloro che si divertono a prendere i fiori dalla tomba di mia figlia Giada. Spero che questi servano presto ad ornare la propria tomba, ha scritto Gino Zanola, che nei giorni precedenti invece, sempre sui social, aveva ringraziato la comunità di Vigonza e tutti coloro che hanno posato fiori e peluche nel luogo in cui Giada è stata uccisa, accostando alla giovane anche la foto di Vanessa Ballan, 26enne di Riese, Pio X, anche lei vittima di femminicidio. Per l'omicidio di Giada Zanola si trova in carcere il compagno Andrea Favero, da cui la giovane mamma si stava separando e che è accusato di averla stordita con dei farmaci e poi fatta cadere dal cavalcavia a pochi metri dalla loro abitazione di Vigonza.
Lutto nel mondo dell'imprenditoria padovana. È mancato per un attacco di cuore il famoso panettiere Luca Vecchiato, definito anche il re dei panettieri. Per decenni ha rappresentato la tradizione e l'innovazione nell'arte della panetteria a Padova. È mancato improvvisamente a 55 anni Luca Vecchiato, per molti anni rappresentante della categoria per Ascom e conosciuto in città come il re dei panettieri. Fatale un infarto ieri in tarda mattinata, inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari. Una famiglia di panificatori, quella di Vecchiato, originari di Vigonza, che ha iniziato a sfornare pane nel 1889 con Serafino, poi con Ferdinando e successivamente con nonno Ferruccio e papà Gianfranco. Nel 1978 il trasferimento nella sede di Piazza della Frutta. Da tutti conosciuto come un innovatore, aveva trasformato le sue panetterie in veri e propri locali con plateatici. Gestiva anche il bar bistrò all'interno del centro culturale San Gaetano. Imprenditoria e sociale. In periodo Covid è stato anima di molte iniziative di solidarietà, portando anche i suoi prodotti ai medici impegnati negli ospedali nei giorni difficili della pandemia. Tutta la città lo saluta con affetto, dal sindaco Sergio Giordani ai rappresentanti delle categorie economiche. La morte improvvisa di Luca Vecchiato ci ha colto tutti di sorpresa. Perdere un amico, un collega in questo modo mi sembra che sia veramente qualcosa di tristissimo, specialmente quando perdi una persona che era molto impegnato sia sulla vita associativa che anche sul sociale, ma una persona, un innovatore sempre nel settore della panificazione, un uomo che si è sempre speso anche per la città, per dare sempre un aiuto quando c'era bisogno, quindi me lo ricordo con affetto, ma lo ricordo anche come una persona che mi ha sempre dato carica, che mi ha sempre stimolato nel andare avanti, nel cercare sempre di dare quel qualcosa in più che era richiesto. Parliamo ora di controllo di vicinato. Conclusa la prima serie di assemblee pubbliche nelle scorse settimane, si riparte a settembre. Sono 8 i gruppi cittadini attualmente attivi nel territorio vicentino. Dalle segnalazioni di spaccio e consumo di stupefacenti al conferimento illecito e abbandono dei rifiuti, a situazioni di sporcizia e degrado, al danneggiamento o abbattimento della segnaletica stradale. Segnalazioni raccolte che dal 2022, dall'attivazione della piattaforma Io Segnalo, sono state 140, strumento usato dai cittadini attivi sul territorio per dare un contributo alla sicurezza. Cittadini attivi attraverso il controllo di vicinato, di cui si sono concluse le prime assemblee pubbliche. Si rilancia così l'attività dei gruppi, 8 attualmente nel territorio. A settembre altri appuntamenti andranno a completare un primo giro di incontri organizzati dal comando della Polizia Locale di Vicenza in collaborazione con i coordinatori dei gruppi. Abbiamo deciso di rinforzare il percorso del controllo di vicinato che era già stato avviato dalla precedente amministrazione e quindi anche di far nascere nuovi gruppi laddove ci sono cittadini disponibili in alcuni quartieri per farli partire, rafforzare ulteriormente il rapporto tra la Polizia Locale e questi gruppi laddove già esistono e quindi codificare anche un percorso per le segnalazioni perché siano efficaci. È un'attività che sta dando risultati, che sta dando importanti novità, per esempio sulle attività e le segnalazioni sullo spaccio in alcuni quartieri, e quindi è un'attività che porteremo avanti. Obiettivo degli incontri è stato quello di presentare il progetto e le sue finalità, le modalità di segnalazione e di confronto con la polizia locale e le altre forze dell'ordine e raccogliere indicazioni da parte della cittadinanza. L'iniziativa del controllo di vicinato è nata nel 2019 per le zone di Parco Città, Sant'Andrea, Santa Lucia e Borgo Scroffa, via Allende, via Adenauer, San Giuseppe, Parco Fornaci, Campo Marzo, Piazza Castello, zona del Quadrilatero e Piazzale Bologna. Nel 2023, con il rinnovo del protocollo d'intesa tra la Prefettura e il Comune di Vicenza, il progetto è stato esteso a Laghetto, Monte Crocetta, Monte Berico, Strada della Commenda e Strada dei Templari. Nel Padovano un poliziotto libero da servizio ha scoperto e bloccato in tempo 2 giovanissime ladre che stavano cercando di svaligiare appartamenti nel centro Padova.
Erano pronte a svaligiare gli appartamenti vuoti per le vacanze le due giovani donne fermate in via Crescini a Padova da un poliziotto delle volanti fuori servizio. L'agente aveva notato le due donne aggirarsi con fare sospetto all'interno di un'area condominiale e così ha chiesto l'intervento di una pattuglia. Le due giovani sono risultate essere una croata di 24 anni con precedenti per furto e tentato furto, una ventenne serba incinta destinataria di un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania a gennaio di quest'anno per tentato furto con scasso in abitazione. Le due ragazze si sono giustificate dicendo di essere entrate nel cortile per consumare un pasto, ma nelle loro borse sono stati ritrovati 3 cacciaviti, una forbice, una chiave inglese e una sagoma di plastica tagliata appositamente per essere utilizzata come apriporta. Tutti gli arnesi da scasso sono stati sequestrati, le due giovani sono state denunciate. La 24enne croata solo 5 giorni fa era stata denunciata a Treviso proprio per essere stata trovata in possesso di arnesi per lo scasso. In passato era stata arrestata più volte mentre stava rubando in abitazioni in numerose province del nord Italia. La ventenne incinta invece era ricercata per un furto aggravato commesso in Germania. Deve scontare una pena che va dai 5 ai 10 anni di reclusione, così è stata portata in carcere a Verona. Ancora furti a Padova, questa volta al Banco della Frutta in centro. Ha minacciato e tentato di aggredire i dipendenti di un supermercato di Padova che lo avevano scoperto mentre stava rubando della frutta dal banco. Un 35enne straniero è stato arrestato dai carabinieri, allertati dal responsabile del supermercato. Il ladro, alla vista dei militari, ha tentato di reagire minacciando anche loro e tentando di opporre resistenza. Alla fine però l'uomo è stato calmato e arrestato. La frutta è stata restituita al negozio. Ci spostiamo sull'home page del Gazzettino.it, andiamo a Cavallino, bagnini pronti allo sciopero, troppe multe, quasi uno stipendio dalla Capitaneria per i ritardi Ferragosto a rischio. Saremo in grado tra pochissimo di collegarci con il nostro Filippo Fois proprio da Cavallino e parlare di questo argomento, ma prima qualche minuto di pubblicità. A tra poco. Diretta in studio 12:43, prima edizione in questo lunedì 12 agosto alla vigilia di Ferragosto, e proprio il Ferragosto è a rischio sulle località balneari per le tante multe ai bagnini. È collegato con noi il nostro Filippo Fois con l'aiuto di Simone Merlo alla parte tecnica. Filippo, buongiorno, cosa ci puoi raccontare? Ti vedo in compagnia di un ospite. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Siamo in compagnia di un ospite che salutiamo e ringraziamo per la sua disponibilità. È William Dalla Francesca, che gestisce una società di salvataggio per cui ha numerosi bagnini alle sue dipendenze e offre il servizio qui a Cavallino Tre Porti, dove ci troviamo, e anche a Jesolo prevalentemente. Stiamo parlando di circa 200 bagnini. Ebbene, cosa è successo qui? Il bagnino chiaramente è tenuto a rispettare un regolamento durante la sua attività. I controlli vengono effettuati dalla Capitaneria di Porto e nel caso lo trovassero inadempiente bisogna staccare una contravvenzione. Ecco, queste multe sono molto salate perché partono dai 1.000 euro, il che significa che se un bagnino prende una multa gli mangia circa 2/3 dello stipendio. Questo è successo, che insomma quest'anno le multe sono parecchie, sono state parecchie, e tra i bagnini si è diffuso un certo malumore. Un gran malumore, tant'è che i ragazzi stanno ipotizzando uno sciopero per Ferragosto, tutti i ragazzi della spiaggia qui, e noi purtroppo siamo, se non solidali, comunque comprendiamo in pieno il disagio. Perché il problema è molto serio, cioè i ragazzi vengono specialmente, o meglio quasi tutti da fuori per lavorare, e si mangiano, come giustamente ha detto, 2/3 dello stipendio in caso di una sanzione che può essere anche per cose molto, non dico banali, ma magari veniali. Ecco, noi per esempio abbiamo sentito alcuni di questi bagnini che ci hanno raccontato. Uno ha preso una multa perché è arrivato sul posto di lavoro, sulla torretta, con 3 minuti di ritardo. Per 3 minuti di ritardo 1.000 euro di multa, effettivamente sembra una punizione un po' esagerata. In un altro caso si trattava dell'uso del cellulare, ma era un uso fatto tra l'altro per motivi di servizio. Comunque è scattata in ogni caso la sanzione da 1.000 euro. E c'è chi sta pensando di andarsene a questo punto tra i bagnini. Purtroppo sono diversi stanno dato le dimissioni e molti stanno pensando di andare via perché non possono rischiare così tanto. Ma il problema soprattutto non è l'attività degli agenti, perché giustamente se l'ordinamento è quello, il codice prevede la multa da 1.000 euro, loro applicano quello. Il problema è che non è commisurato quello che i ragazzi fanno e i ragazzi non possono permetterselo.
Certo. Tra l'altro non è neanche facile trovare dei bagnini. È un disastro. Allora, mancano in Veneto 140.000 collaboratori del turismo, una buona parte sono bagnini, per cui se dovessero andare via, e alcuni minacciano di andare via perché se questa è la situazione manca ancora un mese di stagione, non ci sarebbe ricambio, che vuol dire le spiagge non sarebbero sicure, quindi sarebbe un problema molto grosso di sicurezza. Perché a quel punto bisognerebbe chiudere? A quel punto, ahimè, è mai successo nella storia di Cavallino, bisognerebbe chiudere le spiagge, come se facessero o se faranno questo sciopero, il problema è quello, le spiagge dovrebbero essere chiuse, cosa impensabile. Io spero alla fine che si trovi un punto d'incontro. Certo, perché naturalmente, come stavamo dicendo, se ci sono delle regole queste vanno rispettate, e chi le fa rispettare sta facendo solamente il suo dovere, per cui non è in nessun modo, diciamo, però quello che si chiede è avere un po' di flessibilità, nel senso che la legge, lo dicono anche i giudici in diverse sentenze, va applicata con un po' di raziocinio, e in alcuni casi forse bisognerebbe un po' smussare gli angoli quando si tratta di eventi così di lieve entità. Per il resto come sta andando la stagione? La stagione sta andando bene, il tempo ci aiuta. È caldo per chi lavora, ma è favorevole per chi è in vacanza, quindi buone presenze e tutti contenti. L'unico problemino è proprio questo, appunto, che mette un po' a disagio i ragazzi, che sono più attenti ai controlli che all'attività in acqua, perché sanno che la piccola infrazione sono 1.000 euro. Ci sono stati tanti salvataggi quest'anno? Ma io direi nella norma, come ogni anno, insomma, il sistema funziona, ma identificarli è difficile, perché i salvataggi noi riteniamo quelli che comportano importanti interventi con Guardia Costiera, con 118. Diciamo che grande l'attività di prevenzione ne faranno, io credo, ogni assistente un 10-20 interventi al giorno. Di prevenzione, sì, ma vuol dire semplicemente togliere il ragazzino dal punto pericoloso, richiamare il materassino che va via col vento, cose del genere. Certo. Bene, grazie, ringraziamo allora William Dalla Francesca. Per ora seguiremo come si evolverà questa situazione qui a Cavallino Treporti. Per ora è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie Filippo, grazie al tuo ospite, seguiremo dunque la vicenda, e colgo l'occasione, accanto a me in studio mi ha raggiunto Mauro Visentino, segretario generale della CGIL di Treviso. Commentiamo insomma questa vicenda, Visentino. È difficile commentarla senza conoscere i dettagli della situazione. La prima domanda che mi viene da fare è: ma l'anno scorso i bagnini arrivavano tutti quanti in orario e non avevano il cellulare? O c'è qualcosa che è cambiato e va in qualche maniera indirizzato? Io penso che bisogna innanzitutto costruire delle figure professionali che siano preparate e che conoscano il loro mestiere, e soprattutto che le regole si costituiscano attorno alle necessità vere del ruolo del bagnino, perché se uno, come dire, arriva con 3 minuti di ritardo, però è là dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 7, credo che non sia quello il tema da affrontare. È chiaro che se ci sono delle regole gli agenti li devono far rispettare, e chiaramente molto probabilmente bisognerà andare a capire se queste regole sono utili per far funzionare un settore come quello balneare, o se rischiano di essere anche da intralcio, e per cui ci deve essere messo, come dire, una pezza, bisogna metterci in mano e bisogna in qualche maniera costruirle tenendo presente appunto di tutte le esigenze. Dunque questo è il punto. È un lunedì alla vigilia di Ferragosto, parliamo di aziende, di fabbriche, di ferie, parliamo insomma del tema del lavoro, da sempre caro ovviamente al sindacato. Come sta? Lei ovviamente ha un osservatorio privilegiato in quella che è la Marca trevigiana. Ci sono rischi per alcune aziende, noi vediamo allungarsi sempre di più rispetto nel post-Covid le ferie estive, mentre prima nelle varie aziende chiuse magari anche per tutto il mese. Ci sono dei rischi anche in vista dell'autunno? Cosa si prevede? Ci sono alcuni settori che non è da adesso, li stiamo monitorando e non sono assolutamente, come dire, tranquilli, nel senso che noi abbiamo il settore ad esempio del tessile e del calzaturiero in particolar modo, che sta soffrendo da tempo,
e che sta utilizzando non soltanto le ferie ma anche la cassa integrazione, come succede in alcune realtà del legno arredo e in altre realtà della metalmeccanica. Il dato è uscito ancora qualche tempo fa, qualche giorno fa, da Camera di Commercio, che è un po' l'osservatorio che utilizziamo un po' tutti e che come dire, è un riferimento per il nostro territorio, proprio perché indaga le aziende del nostro territorio. Il dato su il rallentamento dell'export verso la Germania e verso l'Austria, che sono realtà privilegiate per quanto ci riguarda per alcuni settori del nostro territorio, si riflette anche appunto nelle realtà trevigiane. L'altro aspetto che in qualche maniera ci fa un po' tenere sulle antenne, come si dice in questo caso, è un dato che ci dà la Fondazione Welfare e Lavoro, che ci fotografa una richiesta di cassa integrazione aumentata nella totalità del 68,5% rispetto al 2023. Nella Marca, nel Veneto? Nella Marca. Non è detto che la richiesta di cassa integrazione dopo sia come dire, trasformata nella totalità nell'utilizzo della cassa integrazione. Questo lo sapremo fra qualche settimana, quando il tiraggio sarà più preciso, cioè quanta cassa integrazione viene utilizzata rispetto a quella richiesta. E i settori che ne utilizzano di più sono l'industria e l'edilizia. Se l'edilizia un po' ce l'aspettavamo, perché il 110% sta finendo e per cui quella bolla si sta in qualche maniera riprendendo, nell'industria è appunto il segnale che fa il paio con quanto dicevo prima rispetto ai dati di Camera di Commercio. Dunque questo è il punto. Chiedo, visto che parliamo di cassa integrazione, se per caso ci sono degli aggiornamenti sul caso Benetton. Ma là è stato fatto un accordo, che è quello appunto dell'utilizzo del contratto di espansione e della cassa integrazione. Sembra, insomma, per quanto ci riguarda, che questo accordo sia in attesa di una definizione di un piano industriale che non può che essere costruito nel tempo, ma che ci sia una volontà di, come dire, di recuperare il core business di questa realtà, importante realtà industriale del nostro territorio. È ovvio che anche qua c'è una fuoriuscita di lavoratori, seppur in maniera volontaria, che in qualche maniera ci preoccupa, perché se questa uscita non è accompagnata da un piano industriale credibile che possa rilanciare, come dire, l'attività, è soltanto uno step, e noi pensiamo invece che ci debba essere messa, come dire, un impegno importante proprio per invertire quella tendenza, se c'è questa volontà di farlo. E penso, insomma, che Benetton abbia tutte quante le possibilità, anche perché ha usufruito di questo territorio in maniera importante, di risorse sia umane che come dire, economiche in questo territorio, e ci debba essere una capacità di restituzione anche attraverso, come dire, una restituzione anche della quota economica che ha maturato in questi anni, perché è indubbio che, insomma, la fortuna del Benetton è partita da qua, dalla capacità imprenditoriale, ma anche dall'impegno dei lavoratori, e pertanto se adesso serve fare uno sforzo e una fatica, va richiesta più alla proprietà che ai lavoratori.
Dunque, se da un lato parliamo insomma di aziende che possono essere in difficoltà o mettere in difficoltà determinati tipi di lavoratori e in determinati settori, dall'altro la CGA di Mestre e Confartigianato ci dicono che mancano lavoratori, soprattutto nel comparto dell'autotrasporto. Le farei vedere un servizio realizzato di sabato scorso con i dati aggiornati della CGA di Mestre e di Confartigianato e poi commentiamo insieme. Mancano autisti e in forte diminuzione il numero delle aziende di autotrasporto e dentro i prossimi 10 anni la metà di chi oggi guida un mezzo pesante andrà in pensione. Si stima siano 1500 i camionisti che non si trovano sul mercato del lavoro in Veneto, perse oltre 2000 ditte di autotrasporto. L'allarme lanciato dalla CGA di Mestre che prevede nei prossimi 10 anni un futuro incerto per il settore del trasporto merci. Se consideriamo che l'80% delle merci viaggia su gomma, c'è il rischio che fra qualche anno tanti semilavorati e prodotti finiti non potranno uscire dai cancelli delle fabbriche dove sono stati realizzati, perché non ci saranno tir sufficienti a trasportarli a destinazione. Un problema che non riguarda solo il Veneto, ma che interessa anche tutta l'Italia e l'Europa. Un lavoro che per ritmi, lontananza da casa, stress e impegno fisico ha visto allontanarsi sempre più persone, anche per le barriere d'ingresso al mestiere. Per poter mettersi alla guida di un tir, infatti, serve la patente idonea che ha un costo che si aggira intorno alle migliaia di euro. Una difficoltà riscontrata anche da Confartigianato che da anni propone interventi e soluzioni. Sono 10 anni che denunciamo il problema. Abbiamo lanciato 2 proposte, le abbiamo lanciate 3-4 anni fa, le stiamo rilanciando, ma nessuno le prende sul serio. Quando ci sono persone in cassa integrazione, persone senza lavoro, il governo si faccia carico di fare dei corsi gratuiti per fare la patente. La seconda proposta è andare nei paesi del terzo mondo, formarli a casa loro, insegnargli un paio di lingue, italiano e inglese, dopodiché formarli per il lavoro. Non si trovano lavoratori nonostante la domanda ci sia. È questo il punto sollevato anche da Confartigianato che stima che le imprese della marca abbiano perso 269 milioni di euro di valore aggiunto. A luglio su 6.300 entrate previste di nuovi lavoratori, 3.446 hanno profili professionali difficili da reperire, pari al 54,7%. Le aziende non devono essere lasciate sole, sottolinea il presidente di Confartigianato Oscar Bernardi. È il momento di programmare politiche adeguate che coinvolgano il settore economico e sociale. Tante le pratiche che alcune aziende stanno mettendo in atto per trattenere il personale, dall'incremento dei salari attraverso super minimi alla flessibilità degli orari di lavoro, ma quanto si sta facendo, secondo Confartigianato, non è ancora abbastanza. Non si trova un lavoratore su 6 sostanzialmente, non è abbastanza quello che si sta facendo, di cosa c'è bisogno? Io partirei dalla contrattazione al posto dei super minimi, perché i super minimi vengono sempre dati, noi diciamo con l'elastico, adesso te lo do, domani c'è l'aumento contrattuale per cui viene assorbito e pertanto il tuo potere di acquisto rimane invariato se non peggiora. Partirei intanto fare rinnovare i contratti, fare la contrattazione, costruire delle buste paga adeguate al costo della vita da una parte, dall'altra c'è il tema come dire, dei tempi di vita e i tempi di lavoro. È ovvio che la società è cambiata e le necessità sono diverse e anche qua non è pensabile non fare i conti con questa situazione. Io dico sempre che i lavoratori fino a un determinato momento hanno avuto il welfare personale che erano i genitori magari per portare i figli a scuola, andarli a prendere eccetera eccetera e loro andavano a lavoro. Adesso non è più così perché molto spesso anche i genitori sono a lavoro visto che si va in pensione più tardi e molto spesso ci si sposta per trovare il lavoro e pertanto è più difficile avere come dire, questo tipo di agevolazione. Altre volte bisogna seguire anche i genitori e non soltanto i figli e per cui c'è una necessità di ripensare i tempi di vita, i tempi di lavoro e soprattutto i servizi che mancano e che devono essere costruiti a pari passo con le necessità e il cambiamento della società e questo è un tema. L'altro tema ovviamente è quello legato agli alloggi
perché questo è l'altro vero tema che mette in difficoltà le aziende, anche quando dovessero offrire welfare super minimi, eccetera, 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 cosa che abbiamo letto anche nei giornali in questi giorni. Ma nel momento in cui non c'è una politica della casa, una politica dell'abitare che mette nelle condizioni le persone di poter arrivare dove c'è il lavoro e stabilirsi qua dove c'è il lavoro, diventa difficile risolvere questo problema. Noi abbiamo fatto delle proposte, le abbiamo fatte ancora più di un anno fa come CGIL CISL UIL qua nel territorio, per provare a costruire una sorta di fondo dove anche le aziende dovrebbero partecipare e provare a reperire, dando garanzie anche ai proprietari, i piccoli proprietari eccetera di alloggi, proprio per riuscire a scavallare questa situazione. È chiaro che è come dire, uno sforzo che deve essere fatto un po' da tutti se vogliamo effettivamente risolvere il problema, se no continuiamo a piangerci addosso e va bene così. Insomma, un disequilibrio tra domanda e offerta che ci sono da entrambe le parti, ma che non trovano sostanzialmente un punto in comune. Assolutamente sì, abbiamo migranti, non serve andare a prenderli là dove ci sono, perché a casa loro, come viene detto, ma magari proviamo a coinvolgere quelli che già ci sono qua e che vorrebbero lavorare e che purtroppo per l'effetto di una legge che è sbagliata da 30 anni, la Bossi-Fini, non mette nelle condizioni di lavorare queste persone e non mette nelle condizioni le aziende di assumere queste persone. Per cui proviamo a costruire gli strumenti necessari che sono legati anche al mutamento della società, all'inverno demografico che abbiamo già imparato a conoscere da diverso tempo e che in qualche maniera devono allinearsi alle necessità attuali, e credo che questo sia uno dei temi che non possiamo mai più sfuggire. Pertanto, insomma, noi ci siamo, avanti con le proposte, basta con i piagnistei. Ma abbiamo sentito dalla CGIA di Mestre mancherebbero ben 1500 autisti solo in Veneto, un settore che nei prossimi 10 anni potrà entrare in crisi, un lavoro, quello del camionista, dell'autista, sostanzialmente dell'autotrasporto in generale, un comparto che non dà, quello che diceva lei, dei ritmi vita privata, lavoro certo, adeguati, quindi sta cambiando un po' la società, ci sono sempre meno giovani forse disposti ad accettare condizioni di lavoro che pesano così tanto su lo spazio di vita privato. Quello che volevo chiedere, anche voi riscontrate anche in questo una mancanza e magari cioè i lavoratori che si rivolgono a voi, ci sono sempre più lavoratori rispetto a questi temi che chiedono un adeguamento di orario, un adeguamento insomma di qualità del lavoro stesso? Assolutamente sì, noi abbiamo visto ormai da qualche anno che c'è un fenomeno che è quello delle dimissioni, che è un fenomeno in forte crescita e che ci mette nelle condizioni di farci una domanda: ma la contrattazione che esiste oggi e che è legata probabilmente a una situazione di qualche decennio fa, è ancora attuale, è ancora come dire, aderente a una realtà che è in forte mutamento? Io credo di no, ed è da un po' che lo stiamo dicendo, per cui oltre alla scelta, come dire, di rinnovare i contratti sotto l'aspetto economico e a mettere in tasca ovviamente ai lavoratori quel potere di acquisto che è andato perso con gli anni e con il fatto che ci sentiva dire vabbè, tanto fuori dal cancello ce ne sono decine che cercano. Ecco, adesso la situazione è cambiata e non è un bene per nessuno. O troviamo le modalità per risolvere le questioni, oppure chiaramente i lavoratori continueranno quelli che rimangono continueranno a perdere poteri di acquisto e continueranno a perdere occasioni di star meglio nel proprio posto di lavoro e anche fuori, e gli altri andranno da qualche altra parte dove già si sta meglio, dove già queste situazioni le hanno in qualche maniera superate. In questo senso le chiedo
un'estate rovente, abbiamo dato conto a inizio della prima edizione del telegiornale di tantissimi malori, tantissime chiamate ai pronto soccorso legati al caldo. Situazione nelle fabbriche? Anche qua noi abbiamo provato a intervenire e soprattutto ad informare i lavoratori proprio di una situazione anche qua climatica che è cambiata rispetto a qualche tempo fa, e rispetto a questo è ovvio che vanno rivisti i ritmi anche di lavoro. Quando la temperatura aumenta, la legge in alcuni casi interviene ed è chiara, soprattutto se si lavora all'esterno, nei campi o nei cantieri. La legge dice che sopra i 35 gradi bisogna fermarsi e c'è la possibilità di chiedere la cassa integrazione. Stiamo sperimentando, come dire, in alcune realtà momenti diversi di fermata e di recupero. Devono essere messe in pratica tutte quelle situazioni, accorgenze che in qualche maniera si possono utilizzare distribuendo l'acqua piuttosto che aumentando le fermate, eccetera, per far sì che nel posto di lavoro non si incorra nell'incidente, perché è un incidente. Esatto, che gli infortuni sono strettamente legati poi. È un incidente e che dopo molte volte può trasformarsi anche in situazioni di vero pericolo e non soltanto di malessere passeggero. Assolutamente. L'ultima cosa che le chiedo, notizia di questi giorni, la Regione sta alzando le tasse, un commento sull'aumento dell'IRAP. Io non ho visto in maniera dettagliata la proposta della Regione e dopo non credo che alla fine quella che è partita arrivi, perché mi sembra che ci sia un dibattito all'interno della maggioranza della Regione che in qualche maniera probabilmente andrà a modificare la cosa. Io penso che le tasse si debbano alzare laddove è possibile e pertanto noi abbiamo ad esempio chiesto a suo tempo, proprio per intervenire non rispetto alle infrastrutture, ma per intervenire ad esempio rispetto a un tema che è ancora là e che non si pensa di risolvere, che è quello della sanità. Abbiamo chiesto che ci sia un contributo da parte degli alti redditi. Noi parlavamo di 70.000 euro in su, cosa che magari qualcuno si può permettere di intervenire con 100-200 euro di aumento delle tasse a quel punto, no? Le aziende non sono tutte uguali, per cui anche là il tema è ci sono aziende che magari se lo possono permettere, altre che se lo possono permettere meno, altre che sono già in difficoltà. La politica si deve assumere quella responsabilità di trovare le risorse, però anche qua io dico di andare a prenderle dove ci sono e soprattutto da chi se lo può permettere di pagare, ce ne sono, e potremo risolvere anche i problemi. È chiaro che l'IRAP è un tema che riguarda di più gli imprenditori. Anche là ho visto c'è un grosso dibattito, c'è chi si è subito schierato a favore anche per gli importi bassi, c'è chi ha più perplessità. Noi staremo a vedere. Noi pensiamo invece che alcune questioni appunto che si possono risolvere aumentando non l'IRAP in questo caso ma l'IRPEF, soprattutto ripeto alle alte capacità, ovvero agli alti redditi, possono risolvere quel tema che noi riteniamo cruciale, che è quello della sanità. Io ringrazio e saluto il mio ospite Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, per essere stato con noi e aver fatto un po' il punto del sindacato anche sui temi di attualità. Noi andiamo qualche minuto in pubblicità e poi parleremo di Covid e di farmacie. Vediamo come sta andando l'estate in questo senso, tra poco. Rieccoci tornati in diretta, insomma stavamo parlando, anticipando l'argomento parliamo di farmacie, parliamo dell'accesso alle farmacie, se capiremo insieme al nostro ospite che saluto, è presente Livio Patelli, farmacista e consigliere nazionale di Farmacie Unite. Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno Eddie e grazie per l'invito. Ma grazie a lei. Dunque parleremo insomma un po' di come sta andando quest'estate, ci sono tante virosi in corso, un aumento dei casi di Covid, ma prima di tutto volevo farle commentare perché un'iniziativa da parte dei Carabinieri contro le truffe agli anziani. Chiedo alla regia se è possibile vedere anche il volantino che ho aperto qui sul nostro PC. Ordine di farmacisti e la provincia di Treviso, che con svariati comuni della Marca di Treviso appunto si sono aggiunti in questi giorni ad altri enti e istituzioni locali nell'assicurare la propria collaborazione ai Carabinieri nella campagna di prevenzione in atto contro le truffe agli anziani, perché Patelli, voi siete spesso un primo filtro per la cittadinanza. Sì, certo Eddie, soprattutto per la cittadinanza anziana che molto spesso durante l'estate rimane nel proprio domicilio, non va in vacanza, non va in viaggio e quindi molto spesso anche perde quelli che sono i punti di riferimento, i familiari, i caregiver, e quindi noi diventiamo sicuramente ancor più un punto di riferimento per loro, quindi popolazione anziana che viene in farmacia e che soprattutto d'estate sappiamo viene presa di mira da queste truffe. Quindi noi come farmacisti siamo ovviamente non solo disponibili ma anche ben contenti di poter far circolare il messaggio che ci proviene ovviamente dalle istituzioni, e i volantini che saranno in distribuzione nelle farmacie saranno per noi un modo ulteriore per sensibilizzare la popolazione in questo senso. Noi siamo spesso a contatto con gli anziani ancora di più d'estate ed è giusto che loro sappiano che ci sono dei rischi, anche perché queste truffe sono molto spesso ben congegnate e fanno leva soprattutto sui punti deboli delle persone, e quindi niente, è giusto che noi come farmacisti ci si faccia ancora di più mezzo per comunicare questo tipo di prevenzione, che non è sulla salute ma diciamo che è una salute mentale o comunque di benessere sociale. Assolutamente, noi leggiamo su questo volantino insomma l'attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti, alcuni consigli: limitare la confidenza al telefono e ancora diffidare appunto di chi si avvicina degli sconosciuti, e segnalare qualsiasi azione o comportamento sospetto nei propri confronti ai Carabinieri al 112. E dunque dicevamo Livio che siete un po' un primo filtro per la popolazione, soprattutto in questo momento storico in cui c'è da un lato una carenza di medici di base perché sovraccaricati di fatto anche di pazienti. Che clientela e quanta clientela, come l'avete vista cambiare in questi anni, soprattutto post-Covid? Beh, allora la clientela sicuramente è stata toccata dal Covid, perché è stata una cosa grande il Covid, una pandemia. Erano decenni che non veniva vissuta in maniera così profonda e che così profondamente cambiava le nostre abitudini per un periodo anche molto prolungato. Pertanto la gente in generale è stata scottata. Poi è anche vero che nel tempo le cose tendono a dimenticarsi, il nostro organismo forse volontariamente cancella quello che è brutto, però sicuramente la popolazione cambiata è molto più attenta alle tematiche della salute e anche alle tematiche della prevenzione. Durante il Covid le farmacie sono state, lo sappiamo, un punto di riferimento perché hanno potuto rimanere sempre aperte e svolgere un ruolo di terminale difensivo nei confronti appunto del virus, e hanno veramente dato sostegno all'attività del sistema sanitario nazionale, potendo fornire anche dei servizi innovativi come il test del Covid, e successivamente da questo è nata anche la possibilità nelle farmacie di vaccinarsi contro il Covid e contro l'influenza. Quindi noi negli ultimi tempi abbiamo visto una popolazione, per tornare alla sua domanda, sempre più attenta alle tematiche della salute, scrupolosa anche in certi casi, e questo è un lato, diciamo, un risvolto positivo sicuramente del Covid. Io non penso che tutte le situazioni di difficoltà creino soltanto danni, anzi molto spesso, se ben elaborate, possano portare anche del beneficio a livello di salute e di prevenzione.
Assolutamente, ci parlava appunto di questa maggiore attenzione alla salute in termini di farmaci, c'è una propensione maggiore a farsi curare, anche ad ascoltare magari chi come voi ha dei consigli da dare. Dicevamo appunto che spesso intervenite anche laddove i medici di base non possono intervenire o non riescono soprattutto, ma anche siete una base anche per le persone anziane. Prima ci diceva che crea un po' di fiducia anche in determinate situazioni. Io immagino anche che con l'uso sempre più frequente, anzi l'uso, insomma, la possibilità di fare anche molte visite ora in farmacie che stanno diventando dei veri e propri distretti, insomma stanno cambiando tantissimo sia le farmacie stesse che magari la clientela che vi chiede cose diverse. Come l'avete vista cambiare in questo senso e quali magari i farmaci che vengono più utilizzati in questo senso? Integratori, allora, se parliamo di... Sì, certo. Se parliamo di farmaci, è difficile fare una generalizzazione. Io come professionista e come rappresentante anche di Farmacie Unite faccio sempre presente che noi siamo farmacisti e abbiamo degli obblighi deontologici. Il medico fa una professione sicuramente differente dalla nostra, molto importante, per cui noi possiamo fungere da filtro e molte volte sapere indirizzare il paziente nei confronti di una visita col proprio medico qualora riconoscessimo dei sintomi che non sono trattabili con il nostro consiglio. Noi non possiamo dispensare, come sappiamo tutti i farmaci, anzi abbiamo bisogno delle prescrizioni e delle ricette per poter somministrare dei farmaci di una certa importanza, come per esempio gli antibiotici. Ecco, gli antibiotici sappiamo sono tendenzialmente abusati dalla popolazione e una delle grandi battaglie che portiamo avanti noi come farmacisti, ma anche tutto il sistema sanitario con le campagne di sensibilizzazione, è sull'uso corretto degli antibiotici. Proprio durante il virus, la pandemia del Covid-19, si è probabilmente confusa quella che è la terapia del virus e dei sintomi portati dal virus con un eccesso di antibiotici che a volte vengono utilizzati così per usarli giusto per essere sicuri di star meglio. No, l'antibiotico è uno strumento fondamentale che deve essere prescritto dal medico e deve essere usato con cautela, pena danni che può comportare, ma soprattutto resistenze nella popolazione che si stanno puntualmente verificando negli ultimi anni e che rendono spuntata questa arma importante, fondamentale per la nostra salute. Quindi per quel che riguarda i farmaci, noi come farmacisti ovviamente cerchiamo di indirizzare il paziente, consigliare quei farmaci o quegli integratori che possono sostenere il recupero dell'organismo quando è ammalato, e il nostro lavoro finisce là nel momento in cui c'è una gravità che noi riconosciamo maggiore della patologia. Deve essere sempre il medico o di base o il medico specialista che interviene. Per quel che riguarda il terminale, diciamo la farmacia come terminale del sistema sanitario nazionale sempre più operativo, sicuramente lei fa riferimento a tutti i servizi in più che vengono o che possono venire erogati nelle farmacie che decidono di aderire e di fornirli, perché ricordo che non è un obbligo per le farmacie, è un'opportunità, ma ci sono tanti nuovi servizi. Prima nominavamo i test anti-Covid, ma potrebbero essere anche i vaccini anti-influenzali e anti-Covid, ma adesso si affiancano anche dei servizi interessantissimi e sempre più utilizzati, come per esempio la telemedicina, la possibilità di eseguire nelle farmacie dei test validati e certificati e firmati da un medico refertatore, quindi validi a tutto tondo, come per esempio l'elettrocardiogramma, l'holter pressorio, che vuol dire il monitoraggio della pressione nelle 24 ore, in certi casi anche l'holter cardiaco, ovvero l'elettrocardiogramma nelle 24 ore. Questi sono servizi fondamentali che sgravano anche alcuni distretti, alcuni ambulatori delle ASL di un lavoro che le farmacie si rendono disponibili a fare, ovviamente previa formazione obbligatoria e garantendo degli spazi dedicati all'interno delle farmacie e separati in modo tale che anche la privacy dell'individuo venga giustamente garantita. Oltre a questo, la nuova farmacia dei servizi, quella diciamo approvata con direttiva regionale del 15 maggio, prevede anche l'erogazione di nuovi servizi di monitoraggio
in farmacia e di screening. Per esempio, ne nomino alcuni: lo screening dell'ipertensione arteriosa non nota, lo screening dell'ipercolesterolemia non nota e lo screening del diabete non noto, che fino a fine di quest'anno, del 2024, permetteranno alle farmacie aderenti, previa somministrazione di determinati questionari con un colloquio con il paziente, ovviamente selezionato all'interno di una determinata cerchia di pazienti, di far emergere eventualmente patologie non note, appunto, quindi silenti, e che nel tempo possano progredire e creare danni non solo al paziente stesso ovviamente, ma poi anche un costo, un aggravio per il sistema sanitario nazionale. Quindi le farmacie si stanno ovviamente attrezzando per fare sempre di più e vedo che i pazienti e i clienti questo lo apprezzano molto. Insomma, stiamo dando anche un'informazione a chi ci ascolta, dovessero aver bisogno di queste prestazioni. Quello che volevo chiederle, abbiamo visto e ne stiamo testimoniando anche noi con i nostri telegiornali in queste settimane, che di settimana in settimana, nonostante il caldo, il Covid continua ad aumentare nella sua incidenza. C'è stato la scorsa settimana, si attestava un più 26% circa, con nella Marca trevigiana 107 ricoveri all'incirca. Questi sono i dati più aggiornati che abbiamo. Quello che volevo chiederle è: avete visto anche voi in quest'estate un aumento di richieste di acquisto di tamponi, mascherine, antinfiammatori oppure antipiretici? Insomma, come sta andando quest'estate, che il Covid, insomma, non ci vuole abbandonare in questo senso, purché con sintomi blandi, e anche è importante non sottovalutare anche questi sintomi, Patelli? Sì, confermo quello che lei sta dicendo, lo vediamo anche noi dal nostro piccolo osservatorio. Non è una novità, anche le estati scorse, per effetto probabilmente di una maggior circolazione delle persone, le ferie portano a trovarci, a frequentarci di più, spiagge, locali, montagna, e quindi questo storicamente ha sempre fatto circolare il virus. Il picco estivo c'è sempre stato. Noi ci eravamo un po' disabituati negli ultimi mesi, perché abbiamo passato una prima parte del 2024 veramente molto tranquilla, ma il Covid lo sappiamo che non ci abbandona, non ci abbandonerà, e lo hanno detto virologi, immunologi, medici, lo ha detto chiunque competente ha detto che il virus circolerà tra di noi. L'importante è avere gli strumenti per contrastarlo e per determinarlo, e sotto questo aspetto le confermo che negli ultimi mese e mezzo abbiamo visto un'incidenza ovviamente di casi testati da noi. Quelle poche persone che decidono ancora di testarsi in farmacia spesso risultano positive. Abbiamo visto un aumento di nuovo della vendita di tamponi per autodiagnosi, di tamponi self, e chiaramente molte persone che vengono in farmacia e ci manifestano dei sintomi compatibili con il Covid. Non tutti poi decidono di procedere all'autotest o al test in farmacia, però fanno sospettare che in buona parte si tratti di casi di Covid. Come ha detto giustamente lei, Eli, non dobbiamo sottovalutare un virus che è stato deleterio e che adesso per fortuna si manifesta con sintomi più blandi per natura stessa del virus, che deve ovviamente sopravvivere e non deve decimare l'ospite, ma deve sopravvivere, quindi deve ridurre quella che è la sua potenza, la sua carica, in modo tale che possa trasmettersi. È chiaro che i soggetti più anziani, più deboli, più in difficoltà possono essere più a rischio, per cui il buon senso prevede che anche una persona positiva, non necessariamente con test ufficiale, perché ormai la legge non prescrive più un test ufficiale e non prescrive neanche più delle limitazioni alla libertà personale, però il buon senso prevede che se io ho dei sintomi che reputo che possano essere Covid o che siano addirittura Covid, perché lo so, io mi astenga dal venire in contatto con persone deboli e fragili, ed eventualmente nei casi di circolazione nella comunità mi metta le mascherine. Abbiamo visto anche di nuovo un utilizzo di mascherine maggiore, soprattutto la FFP2. Assolutamente, poi i consigli insomma li sappiamo, ormai sono 4 anni che conviviamo con questo virus ed è giusto continuare ad osservare quelle precauzioni che sono ormai note. Le chiedo un commento telegrafico su dal vostro osservatorio, seppur piccolo, se avete visto un aumento dei casi di pertosse e in quanto al caldo invece, poi se ci sono delle persone, magari anche anziani, che vengono a chiedere aiuto a voi, a delle farmacie, magari per la misurazione della pressione o quant'altro. Come sta procedendo insomma quest'estate?
Allora, è un'estate caldissima, parto dall'ultimo punto, per cui si confermo che il controllo pressorio viene eseguito quotidianamente a diversi individui, diversi pazienti che vogliono capire appunto il loro stato di salute e più che volentieri noi come farmacie siamo a disposizione per questo e a dare anche dei consigli di salute ovviamente di buon senso ma anche di integrazione qualora vedessimo che fossero necessari. Il caldo ovviamente oltre che essere pesante da smaltire, un caldo umido difficile da affrontare in una persona anziana che magari fa uso di antipertensivi come terapia cronica è giusto che venga preso in considerazione e il monitoraggio della pressione venga fatto regolarmente per poter poi indirizzare il medico nell'eventualità per una modifica della terapia qualora fosse necessario. Ricordo anche ai pazienti che usano farmaci per la pressione di stare molto attenti quando si recano nelle zone in altitudine, in montagna, perché la differenza di pressione atmosferica che si sviluppa in montagna, quindi una minor pressione atmosferica, può far aumentare anche considerevolmente la pressione individuale, per cui di monitorare nei primi giorni, soprattutto dopo l'arrivo in altitudine, la pressione. Per quel che riguarda in generale la domanda precedente, se avete visto telegrafico, se possibile, un aumento della pertosse, dei casi di pertosse che sì. insomma... Ha ragione, mi scusi. Allora, la pertosse, casi di tossi molto difficili da mandare via e tossi pertussoidi le chiamano, le vediamo ormai da tutto l'inverno scorso, anche so per certo medici e pediatri hanno difficoltà ad affrontarle anche qualora non sia pertosse, perché sono diventate molto resistenti ai farmaci comunemente utilizzati. Per quel che riguarda la pertosse, ho letto i dati ufficiali della Regione Veneto che parlavano al 31 maggio di più di 600 casi di pertosse, che sono un aumento notevole rispetto agli ultimi anni. Questo probabilmente è dovuto al fatto che la vaccinazione non più obbligatoria ha portato ad una copertura minore. La vaccinazione per la pertosse deve essere fatta regolarmente in età pediatrica, a volte anche sulle donne gravide e devono essere fatti dei richiami anche in età adulta. E qualora i richiami non vengono fatti, ovviamente la nostra copertura diminuisce e la pertosse può essere anche molto fastidiosa e difficile da mandare via, a volte può durare anche 2 mesi e creare dei danni soprattutto nelle persone deboli, per cui devo ammettere di non aver visto direttamente un caso di pertosse nel mio caso, ma di aver letto e di vedere tantissimi casi di tossi molto molto difficili da eradicare. Livio Patelli, farmacista, consigliere nazionale Farmacie Unite, grazie per essere stato con noi ed averci dato queste informazioni utili anche per i nostri telespettatori. In chiusura, velocissimamente voglio farvi rivedere, se la regia mi assiste, le immagini dell'oro olimpico della pallavolo vinto ieri. Vediamo il punto finale che ha portato per un 3-0 contro gli Stati Uniti. Se possiamo rimettere il video del punto finale, l'esultanza, insomma, la veneta Paola Egonu, padovana di Cittadella, giallo-blu dell'Imoco Volley, Mochi De Gennaro e Sara Far Marina Lubian, ma l'elenco delle neocampionesse insomma fanno molto capo a Conegliano e l'Imoco, che sta festeggiando tuttora questa vittoria che parla anche un po' trevigiano e un po' veneto, e con questa esultanza nel giorno finale della chiusura insomma dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento ai telegiornali della sera. A tutti l'augurio di una buona giornata, arrivederci.